Maggiore professionalità e livello qualitativo per il comparto del turismo che segna una netta ripresa post-Covid. In Veneto e a Belluno si investe sul capitale umano. Formazione e competenze sono il filo conduttore del nuovo master biennale post-diploma o post-laurea di alta formazione proposto da ITS Academy. L'impegno che dovremmo darci è quello di dare maggiore professionalità, innalzare il livello qualitativo, e per farlo il nostro settore ha assolutamente bisogno di un capitale umano ben formato. 22 corsisti attesi al Dolomiti Tourism, Marketing e Communication, nessun limite d'età, 1800 ore di formazione, l'80% delle quali nella sede della Camera di Commercio di Belluno, che prima in Italia sosterrà l'intera tassa di iscrizione al primo anno. I giovani devono essere attirati anche da cosa? Da un aiuto pubblico, come nel caso, ma che viene tramite il diritto camerale che pagano le imprese. Ma non solo questo, mettiamo a disposizione il nostro palazzo. Dobbiamo investire in formazione nei giovani e far mantenere soprattutto i giovani all'interno della nostra città, e per fare questo o siamo competitivi o siamo attrattivi, o altrimenti vuol dire che siamo perdenti. Dalla fuga di cervelli alla circolazione dei talenti, ha detto Davide Ceccarelli per Confindustria Belluno, mutuando l'esortazione del Capo dello Stato alla decente festa della Repubblica. L'Università di Informatica che vogliamo portare a Belluno, l'ITS Meccatronico, la LUISS Business School che abbiamo già pronta e sta funzionando, insieme riescono a creare il meglio per raccontare bene il territorio come merita. Qualità, conoscenza e duro lavoro. Questa è la sfida del futuro. Ma la conoscenza è importante e la conoscenza si fa studiando, senza lo studio non si ottiene niente. Testa di selezione il 20 e 21 luglio al campus ITS a Jesolo, chiusura iscrizioni il 19 luglio, una sfida per il territorio. Il percorso formativo sarà per noi uno delle eccellenze formative, quelle che auspichiamo, nella proiezione, nella prospettiva del territorio bellunese. La garanzia è che è l'ITS Turismo Veneto, la garanzia è che ci sono già aziende interessate, il mondo del territorio e dell'associazione di categoria presenti.